Immaginate un luogo dove il blu intenso del cielo si fonde con l'azzurro cristallino del mare, dove la storia millenaria è scolpita nella pietra e il mito si respira nell'aria. Benvenuti in Grecia, una terra di straordinaria bellezza e culla della civiltà occidentale. In questo video vi accompagneremo in un viaggio emozionante attraverso alcune delle sue gemme più preziose. Non si tratta di una classifica, ma di una selezione che abbraccia la varietà e la ricchezza di questo paese affascinante. Dai siti archeologici che hanno plasmato il nostro pensiero, alle isole da sogno bagnate da un mare incantevole. Prima di iniziare questa avventura insieme, se siete appassionati di viaggi, storia e scoperte, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e a lasciare un like. Il vostro supporto è fondamentale per continuare a creare contenuti come questo. E ora, partiamo alla scoperta di questa terra magnifica, iniziando dal suo cuore pulsante, Atene. Solo il nome evoca la potenza di una città che guidò la Grecia nel suo periodo di massimo splendore, lasciando un'eredità culturale e politica senza precedenti. Arrivare ad Atene significa immergersi in un libro di storia a cielo aperto, dove ogni pietra racconta una storia millenaria. Ecco l'Acropoli, custode silenzioso di secoli di storia. Al suo culmine, il Partenone, un tempio maestoso dedicato alla dea Atena. Le sue colonne doriche, perfette nelle proporzioni, sembrano sfidare il tempo, testimoni immutabili del genio architettonico dell'antica Grecia. Ai piedi dell'Acropoli si estendeva l'Agorà, il cuore pulsante della vita sociale e politica ateniese. Qui i cittadini si riunivano per discutere, votare, fare affari. Scendendo dall'Acropoli ci si ritrova immersi nel vivace quartiere di Plaka, un dedalo di stradine pittoresche, dove le botteghe artigiane affiancano accoglienti taverne. Qui il profumo del caffè si mescola ai suoni della vita quotidiana, offrendo uno spaccato autentico della moderna Atene, una città che vive nel presente senza dimenticare il suo passato glorioso. Per comprendere appieno la magnificenza dell'Acropoli e dell'antica Atene, una visita al Museo dell'Acropoli è fondamentale. Lasciamo la terraferma per raggiungere Creta, la più grande isola greca, un microcosmo di storia, natura e cultura. Un'isola dalla forte identità, dove le tradizioni millenarie si intrecciano con la vivacità dei centri urbani. Heraklion, o Candia, è il cuore pulsante dell'isola, una città che fonde l'eredità veneziana con un'anima moderna e cosmopolita. Affacciata sul mare, Heraklion accoglie i visitatori con il suo imponente porto, dominato dalla fortezza di Cules, testimonianza del dominio veneziano. Il centro città è un labirinto di vie animate, negozi eleganti e caffè affollati, un luogo ideale per immergersi nella vita quotidiana cretese. Ma è alle porte di Heraklion che si cela uno dei tesori archeologici più importanti d'Europa, il sito di Cnosso. L'antico palazzo minoico, con le sue maestose rovine, ci riporta indietro di millenni, all'epoca di una civiltà raffinata e potente. Le ricostruzioni parziali ci permettono di immaginare la grandezza di questo complesso, con i suoi affreschi vivaci, le sue sale decorate e il leggendario labirinto del Minotauro. L'isola di Creta sorprende con la sua natura variegata e spesso selvaggia. Imponenti catene montuose solcano l'interno, offrendo scenari impressionanti e sentieri per escursioni indimenticabili, come le celebri gole di Samaria. Le coste, frastagliate e suggestive, ospitano alcune delle spiagge più belle del Mediterraneo, bagnate da un mare cristallino che invita al relax e alle attività acquatiche. Lontano dalla frenesia della capitale, si scoprono villaggi tradizionali dove il tempo sembra essersi fermato, località come la Canea, con il suo porto, o Retimo, con la sua fortezza e le sue stradine pittoresche, meritano una visita approfondita. Proseguiamo il nostro viaggio raggiungendo Rodi, un'isola che ha visto il passaggio di numerose civiltà, lasciando un patrimonio storico e culturale di grande valore. Il cuore storico di Rodi è la sua città medievale, un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Varcare le sue possenti mura è come compiere un viaggio nel tempo. La Via dei Cavalieri, con i suoi edifici imponenti, conduce al Palazzo del Gran Maestro, una fortezza che domina la città,
simbolo del potere dell'ordine cavalleresco. Passeggiare tra le strette vie lastricate è un'esperienza suggestiva, un tuffo in un passato glorioso e ricco di fascino. L'isola offre anche un litorale variegato, con spiagge che soddisfano ogni desiderio. Da quelle più vivaci e attrezzate, ideali per le famiglie e gli sport acquatici, a calette più intime e nascoste, perfette per chi cerca relax e tranquillità. Un altro gioiello dell'isola è l'Acropoli di Lindo, un sito archeologico di straordinaria bellezza, arroccato su una collina a picco sul mare. Raggiungere il tempio dedicato ad Atena l'India significa non solo ammirare i resti di un antico santuario, ma anche godere di un panorama emozionante sulla costa circostante. La vita moderna a Rodi è un vibrante mix di tradizione e contemporaneità. Le strade sono animate da mercati colorati, caffè accoglienti e ristoranti che offrono deliziosi piatti locali. Passeggiando per la città, si può percepire l'energia e la vitalità che rendono Rodi una destinazione così speciale. Dal blu intenso dell'Egeo ci spostiamo verso l'azzurro più tenue dello Ionio, raggiungendo Corfù, un'isola che incanta per la sua rigogliosa vegetazione, un vero giardino galleggiante. Corfù è un crocevia di culture, un'isola che ha visto il passaggio di veneziani, francesi e inglesi, lasciando un'impronta architettonica e culturale unica nel suo genere. Il cuore pulsante dell'isola è la sua capitale, Corfù, chiamata anche Kerchira. Passeggiando per le sue vie eleganti, ci si imbatte subito nell'eredità veneziana. Palazzi dai colori pastello con persiane verdi, ampi porticati e la maestosa Spianada, una grande piazza che ricorda le atmosfere italiane. Le due imponenti fortezze che proteggono la città, la Fortezza Vecchia e la Fortezza Nuova, raccontano secoli di storia e di difesa contro le incursioni dal mare. La Fortezza Vecchia, eretta su un promontorio roccioso, domina il porto e rappresenta uno dei simboli di Corfù, un tempo isola a sé stante collegata alla terraferma da un ponte levatoio. Oggi è un luogo ideale per passeggiare e godere del panorama. Poco distante, la Fortezza Nuova, un esempio imponente di architettura militare veneziana, offre uno sguardo sulla potenza difensiva che l'isola ha saputo esprimere nel corso dei secoli. L'isola vanta un litorale frastagliato con spiagge per tutti i gusti, dalle lunghe distese sabbiose ideali per le famiglie, a piccole calette nascoste raggiungibili via mare o attraverso sentieri immersi nella macchia mediterranea. Le acque trasparenti invitano a un tuffo rinfrescante e alla scoperta dei fondali. L'interno dell'isola è un susseguirsi di colline ricoperte di ulivi secolari, cipressi e una vegetazione lussureggiante che rende Corfù un'isola particolarmente verde e piacevole da esplorare. Tra i luoghi simbolo di Corfù non si può non menzionare Ponti Conissi, un piccolo isolotto con un pittoresco monastero raggiungibile in barca. E poi l'Achilleion, la sontuosa villa fatta costruire dall'imperatrice Elisabetta d'Austria, Sissi, un esempio di architettura neoclassica, immerso in un parco rigoglioso con vista sul mare. Lasciamo le isole e torniamo sulla terraferma, in un luogo carico di storia e di sacralità, Delfi. Arroccato sulle pendici del Monte Parnaso, questo sito archeologico domina una vallata di ulivi che si estende fino al mare. Giungere a Delfi significa immergersi in un'atmosfera di profonda suggestione. Questo era il luogo dove risiedeva il più importante oracolo del mondo greco, la Pizia, la sacerdotessa che, in trance, trasmetteva i responsi del dio Apollo. Il cuore del santuario era il maestoso tempio di Apollo. Qui, nell'Aditon, la parte più interna del tempio, l'oracolo di Delfi pronunciava le sue profezie. Il teatro antico, ben conservato, offre una vista spettacolare sulla valle e poteva ospitare migliaia di spettatori. Poco distante si trova lo stadio, dove si svolgevano le competizioni atletiche. Un altro edificio iconico di Delfi è la Tolos, un tempio circolare dalla elegante architettura. La sua raffinata struttura si erge nell'area sacra dedicata ad Atena Pronaia. E con Delfi si conclude questa prima tappa del nostro viaggio in Grecia. Abbiamo respirato la storia millenaria di Atene, assaporato la bellezza selvaggia di Creta, ci siamo sentiti cavalieri tra le mura di Rodi e abbiamo ammirato l'eleganza senza tempo di Corfù. Ma questo è solo l'inizio. La Grecia ha ancora tantissimo da svelarci.
E se non volete perdervi la seconda parte, dove esploreremo le origini dei Giochi Olimpici a Olimpia, l'incredibile paesaggio di Meteora, la vivacità di Mykonos, il fascino di Nauplia e la magia di Santorini, beh, sapete cosa fare. Iscrivetevi subito al canale. Attivate anche la campanella per ricevere una notifica non appena la seconda parte sarà online. Quale di queste prime destinazioni vi ha colpito di più? Scrivetelo nei commenti qui sotto. E non dimenticate di lasciare un like a questo video. Il vostro supporto è fondamentale per farci scoprire sempre nuovi tesori. Grazie per averci seguito in questa prima parte. A presto!